Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Civilization 6. Come potete vedere siamo pronti a intraprendere una nuova avventura. Allora, nello scorso video abbiamo reclutato diverse unità da combattimento. Abbiamo addirittura migliorato il nostro guerriero qua in alto. Intanto fortifichiamolo insieme ai nostri arcieri. Perfetto. E andiamo avanti nell'esplorazione. Allora, questo scout lo portiamo da questa parte. Questo già l'ho mosso appena adesso. Vi volevo dire, visto che adesso stiamo iniziando a scoprire le civiltà, che ci sono alcune civiltà, cioè le civiltà ovviamente sono una molto diversa dall'altra. Per esempio lo zar Pietro, che nello scorso video si è pronunciato, anche l'impero azteco si è pronunciato. Vediamo un po' all'interno dell'agenda, che è amichevole verso le civiltà più avanzate nella scienza e nella cultura. Quindi se dovessimo rimanere indietro secondo questi due parametri, ovviamente potremmo diventare ostili. Vediamo l'impero azteco. Apprezza le civiltà che dispongono delle stesse risorse di lusso e cerca di collezionare tutte le risorse di lusso disponibili. Prova antipatia verso le civiltà che hanno una risorsa di lusso che ancora non possiede. Ecco, infatti alcune risorse non le possiede e per questo si è un po' alterato. Per quanto riguarda l'impero norvegese, costruisce una flotta potente rispetto alle civiltà che fanno lo stesso. Non ama le città con una marina debole. Quindi ragazzi siamo proprio rovinati. Mentre Gilgamesh apprezza le civiltà disposte a stringere alleanze a lungo termine. Non gradisce che si denunciino attacchi ai suoi nemici e ai suoi alleati. Allora, vediamo un po'. Possiamo inviare una delegazione a Gilgamesh. Con una somma d'oro la civiltà sarà più amichevole nei suoi confronti. Guadagneremo un livello d'accesso. Perfetto, dura fino all'acquisizione da parte del progresso corpo diplomatico. Bene. Ah, non crede proprio. Non vuole neanche. Dichiara amicizia. Intenzione di mantenere relazioni amichevoli con questa civiltà. Esigge un'alleanza con la stessa nazione. Ma abbiamo visto che una dichiarazione formale di guerra può fare seguito che sono ok, se denunciamo la civiltà, la critichiamo formalmente. Una dichiarazione formale di guerra può fare seguito dopo che sono passati altri 5 turni. Fai uno scambio, avanza una pretesa, esigi un tributo da questa civiltà. No, va bene, per il momento rimaniamo così, visto che non vogliono allearsi. Flotta debole, va bene. Ok, allora, turno successivo ragazzi. Tra un paio di giorni dovrebbe arrivare il cavetto per stare un po' più tranquilli col microfono. Speriamo che tutto venga registrato correttamente. Ops. Purtroppo mentre stavo spostando lo scout si è spostato il costruttore. Combinazione di fattori. Ecco, spostiamo questo qui. Quindi costruiremo ragazzi purtroppo al prossimo turno. Vediamo un po' perché lo dobbiamo fare ritornare qua. Allora, turno successivo. Siamo nel 2280 a.C. Procediamo. Attenzione. Allora, vediamo da questa parte che cosa riusciamo a trovare. Ancora così, perfetto. Facciamoci un giro anche verso l'impero norvegese. Allora, vediamo di ritornare entro i nostri confini. Quanti soldi abbiamo? Ben 234. Quindi potrei acquistare oggetti in cambio di oro. Abbiamo 2 unità. Ecco il carro pesante. Adesso già possiamo reclutarlo. Abbiamo bisogno di 260 di oro. Ok, aspettiamo il carro pesante. 10 punti di oro ogni turno. In 3 turni ce la dovremmo fare. Ok ragazzi, passiamo al prossimo turno. Le nostre unità le lasciamo ferme lì. Vediamo che succede. Che ha Gilgamesh? Ostile. Ah, ostile perché penso ci ha rifiutato la proposta. Costruiamo la nostra miniera. Allora, vediamo che cosa troviamo qua sotto. Facciamoci un giro da questa parte. 2 scout penso che sono più che sufficienti. Ah, qua c'è un commerciante. Bene, il prossimo costruttore lo mandiamo dalle pecore qui, perché ancora non possiamo costruire nulla. E allora, vediamo un po'. Adesso al prossimo turno gli scout li spostiamo in un'altra direzione. Allora, la miniera l'abbiamo edificata, quindi lo spostiamo di qua. Vediamo un po'. Stiamo costruendo un edificio religioso. Questa unità la facciamo scendere verso il basso. Meno male che l'abbiamo potenziata. Ah no, questa abbiamo potenziato, quindi si può adattare a terreni un po' più difficili. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Il costruttore adesso lo manderemo al pascolo. Queste unità sempre, questa la mandiamo qui, questa qui, quest'altra unità la lasciamo per adesso qua. Arriva, chi è questo? Da Hong Kong, il commerciante. Il commerciante, stando alle voci, la Sumeria ha appena dichiarato guerra a Mohendaro. La Russia ha dichiarato guerra a Ginevra. Si stanno divertendo qui, eh? Voglio anche lasciare un'eredità duratura, perché il bronzo resiste migliaia d'anni. Bene, allora ragazzi, portiamo il costruttore.
ecco qua, avevo purtroppo selezionato un'altra unità. Il costruttore lo mandiamo immediatamente qui. Costruiamo. E come ricerca, visto che abbiamo terminato la nostra ricerca riguardante la lavorazione del bronzo, ci manca solo la muratura per terminare il trio che poi ci porterà alla lavorazione del ferro. Quindi innanzitutto la muratura può essere interessante perché ci permette la grande muraglia, la nostra grande meraviglia, l'ariete, piramidi e mura antiche. Muratura potrebbe essere importante, quindi intanto il costruttore lo lasciamo qua. Queste unità sono ferme, queste le dobbiamo spostare qua. Abbiamo 258 monete, purtroppo non sono sufficienti per fare quello che volevo fare. Questa unità la portiamo qua. Ok, un'unità attende ordini. Qual è? Questa, ok, fermiamoci. Andiamo avanti, allora. Vediamo, il costruttore dovrà terminare adesso questa costruzione. Il commerciante Hong Kong sta andando via. Allora, facciamo immediatamente il pascolo. Eureka. Tecnologia e equitazione guadagna un bel passo, fa un bel passo in avanti. Di qui, perfetto. Mettiamo noi di qua. Diamanti. Come produzione, adesso cosa possiamo fare? Mulino ad acqua. Le risorse di riso e grano forniscono +1 in tutta la città. Per adesso a livello di cibo stiamo andando alla grande. Monumento e il santuario. Allora, abbiamo già fatto il luogo santo. Il santuario permette di acquistare missionari. Si possono acquistare solo in cambio di fede. Uno slot cittadino e uno per i grandi profeti. Preghiera nel luogo santo. Carro pesante, arciere, lanciere. Io direi di fare innanzitutto il santuario, sì. E al prossimo turno compriamo il carro pesante. Un'unità attende ordini. Riposatevi. Quindi le 2 cave qui, il luogo santo, la biblioteca, abbiamo anche 3 campi di grano e laggiù con un altro costruttore elimineremo quella foresta per sfruttare in seguito un altro campo. Allora, abbiamo 266 monete, acquistiamo immediatamente un carro pesante che può essere molto utile per il combattimento. Hanno superato l'epoca antica entrando nell'epoca classica. Ortodossia come religione. Allora, il carro lo possiamo spostare anche qua. Perfetto, il costruttore mi pare che ha ultimato quello che doveva fare. Quindi adesso volendo possiamo spostarlo qua su. Bene, continuiamo da questa parte. C'è il mare, ok. Andiamo qua giù, vediamo un po', vediamo un po'. Ok. Il carro, fermiamolo qua. Abbiamo una discreta potenza militare. Cos'è questo? Una meraviglia completata. Oh, Stone Age. Perfetto. Allora, 3 turni. Intanto vediamo se possiamo farci strada fin qui. Questa unità la spostiamo qua giù. Il carro un po' più avanti. E là c'è un accampamento barbarico. Vediamo se possiamo conquistarlo. Turno successivo. Attendere, prego. Chissà che sta accadendo. Ok, torniamo un attimo indietro e con questo scendiamo fin qua giù. Abbiamo scoperto Stoccolma, una nuova città-stato che ci sicuramente influenzerà. Adesso era unità militare Galea. Ok, va bene. Vedremo. Intanto il nostro costruttore dovrà lo portiamo adesso qua dai cavalli per riuscire a sfruttarli. Intanto costerà mi pare 80 monetine d'oro quella zona. Allora il carro da guerra per esempio, con queste unità già possiamo lanciare delle frecce. Ok, abbiamo rotto un po' le scatole. Con il carro sconfitta minore, perché? Ah, sono dei lancieri, non me ne ero accorto. Quindi essendo dei lancieri spostiamo questa unità qui e questa unità qua. Perfetto, unità attende ordini. Il carro lo fortifichiamo. Il costruttore lo lasciamo per adesso qua. Lui adesso siamo un po' bloccati. Dobbiamo passare attraverso il valico. Altra unità che attende ordini. Allora
La Norvegia ha dichiarato guerra a Ginevra, questa povera Ginevra. La Russia ha superato l'epoca antica entrando nell'epoca classica. Siamo, mi sa, gli ultimi. Vediamo se possiamo avanzare. 2000 avanti Cristo. Allora, vediamo un po'. Io direi di conquistare immediatamente l'accampamento. Infatti ritornano indietro, come potete vedere. Allora, vittoria schiacciante, però più che altro mi sposterei qua. Con gli arcieri mi metterei qui, così riesco ad avere un margine d'attacco sugli avversari. Ok. E dopo li distruggeremo. Allora, un giocatore sconosciuto è stato sconfitto. E la meraviglia è stata appena ultimata, ovviamente. Dichiarazione di guerra, già lo sapevamo. Allora, vediamo qua giù cosa succede. Sì, torniamo indietro. Il valico lo possiamo adesso... Ah no, io qua sotto ero, perché... Eccoci qua. Allora, avanziamo, andiamo... affrontiamo quindi il valico, passiamo il turno. Allora, conquistando questo accampamento avremo sicuramente dei bonus, ma entreremo nelle grazie di qualche città-stato che ci aveva richiesto la conquista di un accampamento. 2 turni alla muratura. Benissimo. Allora, sì, ho preferito reclutare un po' di unità per stare tranquillo nel caso di dichiarazioni di guerra. Quindi vediamo un po'. Ecco dei cavalieri. Perfetto. Lo sviluppo del progresso civico primo impero ha fatto un grande passo in avanti. Benissimo. Allora, con queste unità penso che potremmo eliminare finalmente i barbari. Ne è rimasto ancora uno. Ok. No, ritorno lì perché sono molto simili questi due valici. Ok, entriamo. Vediamo di passare di qua. Allora, eliminiamo immediatamente l'accampamento. Vittoria decisiva. Ok, conquistiamolo e rileviamo. Perfetto. E come potete vedere la missione per la città-stato è stata completata. Hong Kong. Benissimo. Come produzione adesso io direi, visto che abbiamo terminato il luogo santo, Giardini Pensili no, è una miglioria richiede troppo tempo. Facciamo un lanciere. Potrebbe essere utile. Allora, queste unità le possiamo mettere qui. Il lanciere adesso arriverà. Ok. Vai. Offriamo un po' di supporto. 1920 a.C. Credo di aver terminato la muratura perché sta per passare il turno. Vediamo, vediamo. Eccolo qua. Albero dei progressi civici. Adesso ci daremo un'occhiata. Sto solo vedendo un po'. Per il momento stiamo andando bene. Per quanto ecco. No, mamma mia, ci hanno massacrato. Guardate Vostra un po'. grazia, abbiamo ottenuto nuove conoscenze nell'arte di costruire fortificazioni statiche. La costruzione... Ognuno di noi sta... Ok, perfetto ragazzi. Vediamo di eliminare... Dobbiamo eliminare questi cavalieri. Sconfitta rovinosa sotto tutti i punti di vista. Carro pesante. Sono mostruosi questi guerrieri a cavallo. Allora, gli arcieri li mandiamo via. E non pensavo che neanche il carro ce la facesse. Perché questo lo spostiamo via. Spostiamo via anche questi. I lancieri stanno arrivando, meno male. E allora, questa unità la spostiamo qua. E attendiamo un attimo come ricerca. Intanto compriamo una casella circostante. Eccola qua. 120 costa, pensavo 80. Come ricerca adesso, avendo terminato queste belle 3 ricerche, possiamo andare in avanti. Vediamo un po'. Ops, mi sono buttato troppo in là. Eccoci. No, scegli ricerca. Vediamo un po' cosa fare. Valuta equitazione. Ecco, equitazione. 8 turni navigazione astronomica. Lavorazione del ferro. Unità spadaccino. Ma facciamo la lavorazione del ferro. Ok. Un'unità attende ordini. La fortifichiamo. Altre unità. Ecco, questo scout mandiamolo qua dietro. Un altro passo in avanti, amico mio. Turno successivo. Vediamo che succede. Ci massacreranno gli arcieri, penso. Vediamo un po'. Questi dannati lancieri, se riusciamo a reclutarli.
Ecco, Montezuma appunto è arrabbiato con noi perché abbiamo risorse di lusso che lui non ha. In questo caso penso esclusivamente il tabacco, ecco, è una risorsa di lusso che gli potrebbe, penso, interessare. Allora, vediamo un po'. Oh. I barbari sono nel nostro territorio. Tu, amico mio, fatti un altro passo in avanti. Mamma mia, che brutto terreno. Facciamoci un altro passo qua. Allora, ragazzi, ci stanno invadendo. Facciamo così. Con questa unità di arcieri, vittoria parziale, gli daremo meglio tornare dentro la città. Il carro pesante, eccolo qua. Queste unità le spostiamo qua, queste le spostiamo qua, lo mettiamo anche vicino ai nostri confini. Il povero costruttore lo mandiamo anch'esso in città. Maledetti questi barbari. Ecco qua. Si stanno avvicinando. Sconfitta rovinosa. L'unica cosa che posso fare è attendere in attesa dell'arrivo del nostro caro lanciere. Meno male che l'ho reclutato. Cioè, ma in teoria anche questi guerrieri dovrebbero far del male a un'unità di cavalleria del genere. Vediamo. Sono arrabbiati della conquista del loro accampamento. Gli arcieri da qua potrebbero dargli molto fastidio, però. Vediamo un po'. Devo raccogliere anche l'incenso qua giù. Attenzione. Forza. Oh, attenzione. La nostra città ha subito vari danni. Allora, con questo lanciere adesso. Stallo addirittura. Allora, arcieri. Possiamo colpirli? Vai. Ma perché no? Ah. Vai. Ok. Mamma mia. No. Voglio decidere io chi comandare. Perfetto. Voglio il lanciere. Il lanciere otterrà una vittoria parziale nei riguardi del cavaliere. Oh, davvero tosti. Vittoria decisiva con quest'unità. Oh, finalmente. Perfetto, possiamo ritornare al nostro posto. Allora, il costruttore lo mandiamo adesso immediatamente dove doveva stare. E cerchiamo di sviluppare questa risorsa cavalli. Bene, il lanciere lo lasciamo in città per il momento. Dobbiamo scegliere una produzione. Commerciante, può creare e mantenere una singola rotta commerciale. Costituisce una strada ovunque si trovi. L'ariete, altra unità interessante. Mura antiche. Fornisce mura intorno al centro cittadino e al distretto accampamento. Le mura permettono attacchi a distanza dal centro cittadino e dal distretto accampamento e devono essere sconfitte. Quindi le mura sono fondamentali. Mandiamo quest'unità dietro all'altra. Facciamo un altro passo. Vediamo cosa c'è qua. Ok, noi ci fortifichiamo e andiamo avanti. Lo so, ma non riesco ad accedere al mare per il momento. Ok, dobbiamo farci qualche amico. Per esempio l'impero norvegese, che qua giù potrebbe darci un'ottima mano contro per esempio l'impero azteco che si ritrova qua. Ecco qua Tenochtitlan. E anche San Pietroburgo. Sì, quindi dobbiamo avere parecchi soldini da investire qui. Volevo sfruttare i cavalli, oppure potrei direttamente comprare una casella nel mare, sviluppare un porto e iniziare a creare la mia flotta. Potrebbe essere anche un'idea. Lavorazione del ferro, stiamo finendo il misticismo. Benissimo. Adesso al prossimo turno eccoci qua. Allora, questa unità fortificata. Il costruttore, adesso ripensandoci, lo rimandiamo in città e compriamo una casella vicino alla costa. Questa unità qua da questa parte. Ok. Addirittura del ferro c'è qui. Ah, gli arcieri, promozioni disponibili. Allora, più 5 alla forza, distanza contro unità terrestri. Ok, raffica. Benissimo. E addirittura col miglioramento abbiamo preso anche un po' di vita. Voi state recuperando. Voi pure. Qua c'è il costruttore e i lancieri. Che cos'è questo? Crea formazione di scorta. Ah no, la scorta del costruttore. Andiamo avanti. Ragazzi, sta andando bene. Non abbiamo perso molto. Ecco, 15 punti in più. Ah, abbiamo terminato qualcosa. Allora, vediamo di scegliere il nostro Pantheon. Io direi di mettere gli insediamenti religiosi, poiché velocizzano l'espansione dei confini. Un 15% in più. Fondiamo questo Pantheon. Maestà,
Abbiamo a disposizione un emissario che possiamo utilizzare per guadagnare favore presso una città-stato. Bene, Fare... abbiamo L'errore del completato misticismo il consiste misticismo. nello scambiare per universale un segno incidentale e individuale. Bene, rivelazione, 2 punti per il grande profeta, grande scienziato. Adesso possiamo costruire l'oracolo. Il mecenatismo dei grandi personaggi costa il 25% in meno di fede. I distretti in questa città forniscono 2 punti di grande personaggio del loro tipo, per esempio grande scrittore, piazza del teatro. Deve essere costruito su una collina. Come politiche, adesso vediamo che possiamo fare. Allora, abbiamo ispirazione, questa non funziona qui per il grande scienziato, e rivelazione, che sono politiche, queste penso diplomatiche, perché non entrano da nessun'altra parte. Queste invece sì, e infatti. Va bene, per il momento fermiamoci qua. Come progresso civico adesso potremo andare avanti con il primo impero. Sì, infatti. Ok. E adesso il nostro costruttore andrà verso la costa. Allora ragazzi, invia un emissario. Io lo invierei direttamente a Hong Kong, perché è una delle città che più produzione in ogni distretto o zona industriale quando costruisci meraviglie, edifici e distretti. A Zanzibar lo possiamo fare anche perché abbiamo già 2 emissari. Ci darà più 4 di oro in ogni snodo commerciale. Mandiamolo a Hong Kong. Dai, conferma posizionamento perché mi piace questa città-stato. E allora, ci stiamo facendo amici Hong Kong. Unità attende ordini, il carro. Questa unità qua giù la fortifichiamo. Questo qui che sono gli arcieri fortificati anche loro. Questo esploratore che continua ad andare avanti lo facciamo avanzare. Mamma mia, deve affrontare... Ah, ecco il costruttore, attende ordini, addormentati. Qua giù... Ok, potevamo passare pure da qua. Vabbè. Quindi missione per la città-stato. C'è una nuova... Ah, per Seoul. Che missione? No, nessuna. Per Hong Kong... Missione, nessuna. Ci sono 3 emissari, perfetto. Sta andando tutto secondo i miei piani. Benissimo, questa la fortifichiamo. Questi pure. È importante avere una forza militare sempre presente, perché non si sa mai. Avete visto un'unità di barbari ci aveva distrutto. Proprio ci aveva distrutto. Vediamo. Hong Kong potrebbe esserci utile anche... Ecco, vediamo un po'. Allora, quanti soldi abbiamo? 110. Acquista una casella. Lo sbocco sul mare costa 120. Il prossimo turno riusciremo a darci una mossa. Amico mio, fatti un altro passettino. Fortifica finché guarita. Allora, vediamo cosa c'è qua sotto. Mamma mia, non riesco a incontrare un'altra civiltà. Gli arcieri io direi di spostarli indietro. Dalla città riusciremo a essere più precisi, penso. Vai di qua. Vittoria schiacciante, che dite? Lo colpiamo? Ma sì, dai, facciamo un po' di punti d'esperienza. Benissimo. Ok, fortifichiamo. Fortifichiamo. Un passetto in avanti. Andiamo avanti. Turno successivo. La Norvegia ha conquistato Ginevra, quindi attenzione, qui c'è un missionario della Russia che si avvicina. Hong Kong alla nostra destra. Penso che è una città abbastanza fiorente, ha diverse... Ecco, ha del ferro disponibile, anche varie miniere. Quindi penso di aver fatto la scelta giusta. Ginevra adesso è norvegese. La Norvegia davvero potrebbe essere un impero... ci vicini. Allora, Euroc abbiamo terminato le mura, quindi la tecnologia e ingegneria ha fatto un grande passo in avanti. Bene, torniamo al nostro posto. Scegli una produzione. E adesso dobbiamo decidere. Vediamo la città come sta andando. Ecco qua, attenzione che a più presto dovremo costruire dei nuovi campi di grano. Ariete, carro pesante, lanciere, scout, commerciante. Potremmo iniziare a commerciare con Hong Kong. Oracolo, davvero troppo tempo occorre. Quindi per il momento facciamo così. Io recluterei innanzitutto vediamo un po'. Altri arcieri. Sì, potrebbero essere molto utili. Altri arcieri. Abbiamo finito le mura. Quest'unità facciamola andare in avanti. Ok, ancora non si vede nulla. Altro passo. Altro giocatore eliminato già. Ecco, possiamo andare qui. Eccolo qua. Perfetto. Allora, turno successivo. Stoccolma. Questi si divertono a dichiarare guerra alle città-stato.
Dov'è Stoccolma? Ah, qua giù era. Io invece ho scelto di allearmi con Hong Kong, quella più vicina a me. Come unità, mi sa che possiamo adesso acquistare la casella. Acquistiamo questa bella casella, 120. E adesso il costruttore penso che potrà costruire qualcosa. No? Non può costruire niente? Cioè, perché no? Purtroppo questo è l'inesperienza. Io volevo costruire il porto. Perché non si può costruire? Scusate, ma per costruire un porto cosa bisogna fare? Il costruttore può costruire esclusivamente dei pescherecci qui. Non capisco. Si può muovere, sì, in mare, ma cosa dovremmo fare? Ecco, scrivetemelo nei commenti per il prossimo video, per la prossima avventura. Intanto questo lo spostiamo qua. Come si fa a costruire un porto? Ecco, questa è la domanda. Io sinceramente non me lo ricordo. Pensavo di costruirlo qua, invece no, il costruttore non può farlo. Questa unità la fortifichiamo. Turno successivo. Con questi 120 volevo fare qualcosa qui. Incenso, fiume. Ho capito. Bene, altre unità di arcieri qua dentro. Ottieni un grande personaggio. Ah, benissimo. Grandi ingegneri, perfetto. Possiamo ingaggiare il grande scienziato, penso, perché il grande scienziato, eccolo qua, per 3 tecnologie. Cina 60 su 60. Eccoci qua, ingaggia. Hai accumulato abbastanza punti per il grande personaggio. Questo grande personaggio che apparirà immediatamente nella tua capitale. Benissimo, reclutiamo il grande scienziato. Passo. Se non vuoi ingaggiare questo grande preferisci fare 2 punti per un'opportunità futura, puoi scegliere di passare. No, io lo voglio ingaggiare. La nostra dedizione alla ricerca ha attirato un grande scienziato nella nostra civiltà. Sono certa... Ok, ogni grande scienziato ha abilità esclusive quando viene attivato. Visto il panel dei grandi personaggi, per saperne di più. Allora, i grandi scienziati cercano di studiare con precisione e comprendere il funzionamento del mondo, a differenza di filosofi e profeti che espongono le proprie idee. In alcuni casi, di mutagesi diretta, fisica quantistica, funzioni asintotiche e altri, funzione delle funzioni prevalentemente attive. Una delle caratteristiche migliori o peggiori dell'umanità è la curiosità delle quali i grandi scienziati. Ah, ok. Perfetto, il grande scienziato Eureka. Siamo andati avanti con un'altra tecnologia. È al momento qua dentro, all'interno della città, e penso che ovviamente dia un bonus alla città stessa. Dove lo devo mettere? Penso che il grande scienziato va messo. Eccolo qua. Nella biblioteca. No? Vediamo un po'. Sì, mi sa di sì. Eccolo qua. Questo lo mandiamo in avanti. Questo pure. Ecco, il grande scienziato mi sembra che deve stare nel campus adatto, la biblioteca. Attiva il movimento Eureka per 3 tecnologie casuali. Ah, ho capito. Il grande scienziato serve a questo. Ma proviamo. Attiva il momento Eureka per tecnologie di epoca classico medievale. Vai. Ah, si attiva così. Nuove tecnologie scientifiche. Tecnologia costruzione. Ho capito. E ingegneria. Ah, ho capito, perfetto. Non c'è bisogno di fare altro. Bene, allora abbiamo terminato questo. Vediamo di reclutare qualche altra cosa. 2 arcieri ce li abbiamo. A livello di oro come siamo messi? Vediamo. Chiudiamo qua. 10 per turno. Non male. Facciamoci il commerciante per Hong Kong. E questi arcieri li mettiamo qua. Allora ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto per oggi. Cercate di farmi capire come sfruttare definitivamente questa casella del mare qui. Anche perché per esempio non posso costruire sopra nulla. Per esempio unità, fermiamola qua. Fermiamola qua. Ecco, io per esempio faccio passare... Ah, ok. Ah, anche non ho fatto nulla. Comunque voglio vedere se posso costruire. Altrimenti cercare di aiutarmi, perché volendo, ecco, per esempio adesso costruire qua. Ecco, non posso costruire il miglioramento Il Signore peschereccio. ci ha fatti tutti di ferro. Poi ha alzato il calore per forgiare alcuni di noi nell'acciaio. Bene, quindi ragazzi è importantissimo, è importantissima questa storia. Pensavo di fare il porto, invece non è stato possibile. Forse, vediamo. Come ricerca, adesso vediamo un po'. Cosa potremmo fare? Permettere alle unità di terra di imbarcarsi.
No, vediamo di fare l'ingegneria, sì. Così porteremo avanti le mura antiche. Fermiamo questo. Questo ragazzone lo portiamo avanti e vediamo di scoprire qualche nuova popolazione. Non c'è nessuno, proprio nessuno. Bah. Allora ragazzi, fatemi sapere quindi questa storia del porto, se posso collocarlo e dove posso collocarlo. Chiudiamo qua, oppure forse è direttamente la città stessa che identifica il porto come un distretto, quindi questi sono stati solo dei soldi buttati. Vediamo. Intanto nuova missione per la città-stato, vediamo che città abbia. Missione, ecco, invia una rotta commerciale nella città-stato, questo lo finiremo tra poco. Non interessa Hong Kong per il momento, le altre meno. Poi che c'è? Meraviglia completata. Giocatore è stato sconfitto, dichiarazione di guerra, strade migliorate e attenzione, abbiamo sbloccato strada classica. Però ragazzi attenzione perché io mi sento che qua ci dichiareranno guerra al più presto, ecco perché sto reclutando sempre unità da combattere. Ecco siamo appunto messi sulla sinistra qui al confine in attesa che qualcuno ci dichiari guerra oppure cercando di attaccare un futuro nemico. Quindi ci becchiamo al prossimo gameplay, ciao a tutti.